Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, dunque torna l'informazione su friulitv.net con le nostre finestre quotidiane informative per tenervi aggiornati per quanto riguarda i fatti accaduti in Friuli Venezia Giulia. Avremo anche in questa fase anzi due ospiti collegati, sempre che le linee telefoniche non facciano le bizze, perché oggi abbiamo visto che ci sono stati alcuni problemi. Prima di parlare però con i nostri ospiti andiamo a darvi un aggiornamento per quanto riguarda la cronaca in Friuli Venezia Giulia. Partiamo con un incidente stradale che è accaduto poco prima delle 14 lungo l'ex strada provinciale che porta a Sedegliano all'altezza della località di San Marco in comune di Mereto di Tomba. Uno scontro fra due auto, una di queste è finita a gambe all'aria in un campo agricolo, come potete vedere dalla telefoto. Lo stesso conducente comunque è uscito con le proprie gambe dalla vettura accidentata. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza giunta dal nosocomio di San Daniele, che hanno preso in carico chiaramente la persona coinvolta, che a sua volta è stata portata poi all'ospedale, ma per fortuna già dimesso in giornata. Oltre a loro hanno operato anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine insieme ai colleghi giunti da San Daniele. Rilievi di legge da parte dei carabinieri che insomma dovranno appurare esattamente le cause del sinistro, illeso l'alto conducente del mezzo coinvolto. Torniamo in studio, vedo già l'ospite collegata in bassa frequenza, allora approfitto che c'è la nostra ospite collegata, prima che la linea salti come è già successo. Allora saluto Donatella Valentinis che a bordo del Frecciarossa sta rientrando a Udine, immagino. Sto rientrando a Trieste, mi senti? Sta rientrando a Trieste, ti sento chiara e forte, come si dice in questi casi. Allora, oggi c'è stata la manifestazione, si è conclusa intorno alle 13, tanta partecipazione, e allora ti passo la linea per raccontarci un po' dalla tua viva voce le impressioni vissute all'interno dell'Agora Romana. Ok, allora per fortuna la giornata è stata dalla nostra parte perché abbiamo avuto il sole, questa è stata una cosa positiva. Allora la piazza diciamo ha iniziato a riempirsi intorno alle ore 10, però diciamo che sinceramente avremmo immaginato una partecipazione ancora maggiore. Sicuramente dal punto di vista mediatico ci riteniamo molto soddisfatti. Sono arrivati veramente i nostri colleghi, diciamo partite IVA dalla Sicilia, così come ci avevano promesso, sono arrivati dalla Valle d'Aosta, un nutrito gruppo di Tolmezzo che li ritengo ormai veramente i miei
diciamo, collaboratori più cari, perché come sai la certo. Carmi ha partecipato, sono partiti questa Volevamo notte. sentire Prodorutti, ma purtroppo mentre stavamo andando in onda, praticamente l'ha salutato alla batteria del telefono e praticamente non abbiamo potuto continuare con lui la diretta, perché so che appunto, Ah, come hai detto tu, peccato. parecchi carnici erano presenti quest'oggi in piazza a Roma. Esattamente, infatti è salito. Ecco, chiaramente doveva partire, torniamo in studio. Ecco, torno a ripassarti la linea perché c'era un problema sul collegamento, Donatella. Tu adesso per la precisione dove ti trovi col treno? Sì, ci sono le gallerie, non so se mi senti. Immagino perché sei direttissima, no? Tra l'altro, sei Sono sulla in tratta direttissima. Roma-Firenze. Firenze, Esatto, pardon. Tu in esatto. questo momento dove ti trovi per la precisione? Guarda, sono partita da Roma mezz'ora fa, perché ovviamente ci siamo fermati, siamo stati ricevuti, non io, ma il direttivo, dal sottosegretario al MES, e ci sarà ancora un incontro questo pomeriggio, entro sera, col Ministero del Lavoro, quindi presso il Ministero del Lavoro. Quindi avremo anche, spero, Certo. delle prime risposte dopo questa nostra manifestazione, che è stata molto Molto sentita, immagino, e anche probabilmente il governo dal sentita, devo canto dire la verità. suo Ci sono sta stati anche valutando alcuni. bene, no? Mm. Esatto, e comunque noi ci riteniamo soddisfatti, anche perché come avevo detto già ieri, per noi comunque non ci fermeremo qui, ecco. Le nostre richieste le porteremo avanti, vedremo che risposte avremo, ma sicuramente Ecco, come potete vedere siamo in rigorosa qualcosa. dir prego. Sì, perché Sì, sei in un punto sì, sì, dove vai e sai. viene la linea, insomma. Sì, purtroppo facciamo il pezzo questo delle gallerie. Sì, come ti dicevo, è stata molto, molto animata. A me sono piaciuti moltissimi interventi, soprattutto dei miei colleghi, ma anche delle altre associazioni. E quindi nei prossimi giorni vedremo un attimino le prime risposte dopo questa manifestazione. Attendiamo, fiduciosi. Certo, la sensazione secondo te è che quello che conta è che il palazzo ha recepito il messaggio, secondo te abbia recepito il messaggio lanciato quest'oggi? Allora, il messaggio sicuramente è stato recepito, poi da qui tra dire e il fare vediamo, perché i numeri dal punto di vista economico ovviamente non portano a ben sperare, però se non ci fosse la possibilità di soddisfare delle richieste economiche, noi chiederemo almeno la possibilità di ritornare a lavorare, e di ristori, della possibilità di dare liquidità alle imprese, ma si è parlato anche tanto di ritornare ad aprire, a lavorare in sicurezza, ma gli imprenditori vogliono lavorare, vogliono rimboccarsi le Chiaro, maniche, avere la possibilità di rimettersi in piedi, ecco, questo è certo. importante. Senti, notizie che giungono dalla capitale non sono positive per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, ma in particolare le province di Udine e Gorizia, con gli indici che insomma vanno oltre il limite. Si parla addirittura di una probabile zona rossa rafforzata per quanto riguarda appunto la provincia di Udine e Gorizia, addirittura di tutto il Friuli Venezia Giulia la prossima settimana, o in alternativa zona arancione forte sabato e domenica, i weekend chiaramente spazio alla zona rossa con chiusure dei negozi e via dicendo. Ecco, tu che eri a Roma, che rumors ti sono giunti in merito? Io ero a Roma, sono rimasta nella frase che sì, ero a Roma, ma ho visto poca frequentazione dei negozi, devo essere sincera, delle attività nel Mhm. centro. Non era, Sì, sì, anche sì. lì c'era, sì, la situazione è abbastanza grave. Non sono, cioè, bisogna veramente riaprire in modo che le persone possano muoversi. Poi la modalità, ovviamente non posso entrare in meriti del discorso sulla salute,
non voglio Chiaro. parlare di un argomento che non mi compete, Mhm. però se andiamo avanti così sarà sempre più difficile rimettersi in piedi, soprattutto per Chiaro. le imprese. Se nel Friuli Venezia Giulia chiudiamo ancora, io non lo so che risposte potremo dare agli imprenditori, sinceramente. Ecco, proprio perché eri a Roma, l'aria che tu hai respirato nella capitale rispetto a quella che stiamo respirando noi con i messaggi che ci arrivano, ecco, la sensazione tra quello che vedi in televisione o quello che arriva attraverso i social e viverla direttamente, c'è differenza? Ma guarda, io personalmente no, non ho colto differenza, se devo essere sincera, nel senso che in questo momento siamo tutti accomunati cioè i problemi sono il nostro comune denominatore, da nord a sud, quindi da questo punto di vista non vedo. eh, io credo che proprio per questo dovremmo essere uniti, no? Perché i problemi sono quelli di tutti veramente. Non credo che si Certo. possano fare, non ci sono differenze. Io personalmente non le percepisco. Se ci sono, possono essere comunque lievi, quindi ognuno poi ha i suoi problemi territoriali magari, però eh, poi non so se era questo che intendevi, non so se magari possono essere anche opinioni un po' personali, però Mhm. non vedo. Noi lavoriamo molto sui comuni, i problemi comuni e con i nostri comuni denominatori, quindi Certo. dopo ogni territorio ovviamente ha il suo problema, le sue Mhm. peculiarità. Però ad esempio a Tolmezzo mi stanno dicendo che stanno scomparendo anche i piccoli artigiani, quindi certo nei paesini la cosa è più sentita, questo sì, cioè nei paesi, nelle piccole province rispetto a Roma, Milano, no? E questo può essere una differenza sicuramente. Chiaro. Poi, Senti, per quanto riguarda invece l'operatività vostra in Friuli Venezia Giulia, c'è qualcosa che bolle in pentola a breve? Avrete qualche iniziativa proprio nelle piazze o con incontri col palazzo e via allora, dicendo? guarda, noi non so se mi senti. Sì, adesso ti ricevo. Allora, diciamo che ok, allora la nostra intenzione in questo momento, come parlavo anche prima con Alessandro è quella di riuscire ad avere dei collaboratori in ogni provincia. Quindi diciamo che per la Carnia ci siamo bene. Udine, Gorizia e Pordenone vorremmo sviluppare sul territorio insomma, dei referenti provinciali, in modo da avere in ogni città un referente, lavorare molto capillarmente, perché ho visto che veramente è importante riuscire a portare a tutti il messaggio e riuscire quindi a fare, diciamo, fare gruppo. I E social non questa è la cosa bastano, no? I importante. social non bastano. Ne abbiamo parlato ieri, no? I famosi campanili, tanto per essere chiari. E poi l'hai detto anche tu oggi, no? Molti sui social dovevano scendere, non dico la marcia su Roma, poi alla fine, come si dice, sono sempre quelli che mostrano la faccia e hanno il coraggio, insomma, di protestare per il bene di tutti, no? Pochi ma buoni, si dice, una goccia nel mare che piano piano si espande. Esatto, devo dirti la verità che però purtroppo abbiamo dovuto lasciare a casa anche qualcuno perché non è stato semplice organizzare i pullman, non tutti se la sentivano di venire in macchina o magari il treno poteva essere per alcuni anche troppo esoso, non lo so. Purtroppo abbiamo dovuto lasciare a casa delle persone, non vogliamo, e questo significa che magari, come dire, a Piazze l'interesse c'è e noi dobbiamo fare più squadra e capillarmente intendo questo, perché in modo Chiaro. che in ogni provincia, in ogni comune riusciamo a A portare a casa, come si dice, il risultato, questa è la cosa importante. le tematiche di ogni territorio e portare Mm. avanti anche quindi il bene. Esatto, esatto. Bene, Donatella, io ti lascio perché chiaramente in questo momento col treno tu stai rientrando, ripetiamo, da Roma, sei sulla direttissima Roma-Firenze e chiaramente sei in certi punti dove le gallerie non ci permettono, come si dice, di poter avere un dialogo molto veloce, però in questo intervento hai fatto una sintesi chiara e trasparente di quello che è accaduto oggi. Ricordo ancora la manifestazione dello sciopero delle partite IVA in piazza a Roma che si è svolta questa
mattina, e abbiamo avuto dalle vive parole della segretaria regionale dell'associazione Donatella Valentinis, ci ha raccontato insomma quello che è accaduto. Grazie ancora e buon rientro, e chiaramente Donatella rimaniamo in contatto. Ecco, sicuramente adesso Donatella si troverà in una posizione dove non può chiaramente ascoltarci, non è dovuta a lei, ripeto, è sul treno, si trova nel centro Italia, e tra Roma e Firenze, e chiaramente il segnale audio e video va, perché le gallerie insomma non permettono un collegamento stabile. Vediamo se ti vedo ancora, eccoci qua, no, dicevo, ti saluto e ti ringrazio, e sei stata molto chiara e trasparente, che ci hai fatto un po' una sintesi di quello che è successo. In questo momento immagino hai superato Orte, e il collegamento sarà ancora sempre più complicato, perché le gallerie sulla direttissima si allungano sempre di più, e dunque avremo probabilmente più stop and go che un collegamento diretto. Ecco, il mio prossimo obiettivo è comunque quello di andare a Tolmezzo, e lì proprio da dove diciamo ha pulsato di più il cuore friulano, e da lì poi fare lo stesso lavoro anche in tutta la regione. Bene, buon rientro, e come ti avevo accennato ci teniamo in contatto. Grazie mille. Ciao, arrivederci. Grazie a te, buon pomeriggio. Allora, torniamo in studio, salutiamo la nostra ospite, andiamo avanti con il nostro audio-video giornale. Abbiamo aperto con un incidente stradale che per fortuna non era grave, soltanto spettacolare alla fine. Adesso parliamo di un'importante iniziativa e ci spostiamo a Trieste. Assessore Callari, siglato oggi un atto importante che sancisce l'alleanza pubblico-privato in favore del territorio e in particolare dello sviluppo turistico di Sistiana. Assolutamente, è stata un'operazione molto intelligente da parte sia delle istituzioni dello Stato, della Regione e della proprietà, perché hanno in qualche modo stabilito una collaborazione sulla base anche di norme precise che avrebbero in qualche modo creato dei possibili contenziosi. La società gestisce già la concessione sulla spiaggia, aveva poi questo invaso che aveva creato, appunto invadendo la proprietà privata con l'acqua pubblica. Lì si era creato un problema di proprietà, perché tutte le volte in cui la proprietà privata viene invasa dall'acqua pubblica, quello diventa un bene pubblico. Questa cosa qui aveva destato giustamente qualche perplessità da parte della proprietà privata. Abbiamo chiarito tutti gli aspetti, per Porto Piccolo non cambia nulla sul versante dell'attività che loro svolgono, devo dire molto bene. Avranno adesso un partner che è la Regione, che è lo Stato, che in qualche modo supporterà tutte le loro attività. Questo significa che se prima certamente avranno un aggravio di spese perché pagheranno un canone. Il pagamento del canone è ben poca cosa, considerando invece che, per esempio, nei riguardi delle manutenzioni eccetera, adesso non saranno più solo loro. Pensiamo per esempio a delle possibili mareggiate, a tutte quelle situazioni che in qualche modo possono creare problemi all'attività. Ecco, questo adesso sarà un discorso diverso, perché l'istituzione regione ovviamente sarà presente tutte le volte che la proprietà ne avrà bisogno. Quindi è una cosa che qualcuno aveva interpretato male, come se lo Stato in qualche modo venisse lì, la Regione venisse lì ed espropriasse un terreno pubblico. Non è esattamente così, la proprietà rimane, diciamo così, per quanto riguarda tutte le attività di Porto Piccolo, però l'acqua che sta all'interno di quella cosa lì è proprietà della Regione, dello Stato della Regione, quindi abbiamo regolamentato questo aspetto che avrebbe potuto creare qualche problema. Parliamo dei numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 6.273 tamponi molecolari sono stati rilevati 474 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,55%. Sono inoltre 3.285 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 392 casi, pari all'11,93%. I decessi sono 11, a cui se ne aggiunge un altro avvenuto a gennaio
I ricoveri nelle terapie intensive sono 64, mentre quelli nati ai reparti 489. I decessi complessivamente 2.955. Per quanto riguarda i totalmente guariti siamo a quota 64.693, i clinicamente guariti 2.309, le persone in isolamento 12.118. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 82.628 persone, a queste fanno parte anche 943 da fuori regione. E adesso cambiamo argomento e parliamo per quanto riguarda iniziative legate al turismo, perché c'è stato l'intervento dell'assessore Bini in materia per dire che sapere che le nostre strutture balneari anche in un periodo difficile come l'attuale possono mostrare un positivo andamento delle prenotazioni degli ombrelloni e che in alcune zone si parla già di sold out è senza dubbio un'ottima notizia. Il trend, merito soprattutto dell'incremento delle prenotazioni online, fa ben sperare per l'avvio della prossima stagione. Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Sergio Emilio Bini, commentando il dato emerso oggi nell'incontro sulla programmazione della stagione estiva 2021 con Promo Turismo FVG e i principali stakeholder del settore. L'andamento a fine febbraio, prosegue l'assessore, mostra una tendenza confortante in linea con lo scorso anno, quando lo stop alle prenotazioni, causa il Covid, non si era manifestato. Quello odierno è il primo di una serie di incontri che organizzeremo per essere pronti alla ripartenza. Bini ha informato sui circa 100 milioni di euro che l'amministrazione regionale dedicherà al comparto turistico per la stagione invernale ed estiva, con l'obiettivo di mettere in cantiere opere simbolo, tra le quali la terrazza a mare di Lignano Sabbiadoro e le Terme di Grado. E oltre le risorse, la Regione punta a dotarsi di una struttura strategica a fianco delle imprese per agevolare gli investimenti. La campagna di promozione per la stagione estiva 2021 è stata presentata da Promo Turismo FVG attraverso il direttore generale Lucio Gomiero, che in sintesi ha rimarcato l'importanza di investire sull'accoglienza dei turisti, sulla sicurezza e sui prodotti turistici esperienziali che saranno riproposti. Torniamo in studio per parlare adesso di un importante lavoro per quanto riguarda l'archeologia in quel di Trieste. Servizio. Non è per niente facile azzardare le dimensioni di un dinosauro, specie se c'è la possibilità che questo dinosauro sia il più grande rappresentante del suo genere finora trovato. Questo è il caso di Big John. Big John già di per sé dal nome lascia intravedere che è grande. Big John è un triceratopo, 3 corna. Chi lo ha scavato sapeva di avere qualcosa di grande. Quando lo abbiamo portato qui a Trieste e cominciato a lavorare ci siamo resi conto, sì, era ed è grande. Quanto grande? Prima di arrivare a questo punto è stato fatto uno studio comparato, accurato dall'Istituto di Paleontologia dell'Università di Bologna, che riguarda tutto quello che finora è stato studiato, sviscerato, misurato sui crani di Triceratopo. È stato fatto un dossier, è stato confrontato con le misure del cranio di Big John e alla fine, udite udite, Big John è il più grande tra quelli scientificamente descritti. Poi, se qualcuno ha un triceratopo di 30 metri nel garage e non l'ha ancora studiato o descritto, beh, quello è un altro paio di maniche. Ma la scienza dà delle misure. Il più grande finora descritto ha un cranio di 2,5 metri ed è in un museo canadese. Big John il cranio è lungo 2,67 metri. Misurati, largo 2, un esemplare assolutamente enorme e fino a prova contraria, poi magari ne troveremo uno più grande, ma fino a prova contraria ad oggi è il più grande triceratopo mai trovato.
Altra grande eccellenza per quanto riguarda mantenere viva anche la cultura, soprattutto la storia della preistoria. Torniamo sui casi di Covid in Friuli Venezia Giulia, perché andiamo ad approfondire anche i casi nel dettaglio, dati odierni sul Covid-19. Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività al virus tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre sono stati rilevati 4 contagi tra gli operatori sanitari delle stesse. Sul fronte del sistema sanitario regionale, da registrare nell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale la positività al Covid di un amministrativo, uno psicologo e un tecnico. Infine, da evidenziare la positività di 3 persone rientranti dall'Albania, una dalla California e una dalla Macedonia. Torniamo in studio per darvi l'ultima notizia, poi chiudiamo questa pagina informativa. Una donna di 71 anni è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi dopo che è caduta dalla scala da un'altezza di 1,5 metri circa, mentre potava un albero all'interno della propria proprietà. Ha riportato lesioni chiaramente nell'impatto al suolo. Sul posto è giunta un'ambulanza dal vicino ospedale di Gemona, oltre all'eliambulanza fatta decollare da Campoformido. Il tutto è successo nella zona di Rivoli di Osoppo. La donna, secondo le notizie che ci sono giunte in redazione, ha riportato ferite serie, ma per fortuna non è in pericolo di vita. È stata successivamente trasferita a Udine in ambulanza. Sul posto hanno operato i carabinieri della stazione di Paluzza per i rilievi di legge. E non chiudiamo qui perché proseguiamo, perché la vedo già collegata e la saluto, l'avvocato Anna Agrizzi. Buonasera avvocato, come sta innanzitutto? Tutto a posto. Tutto bene, insomma. Allora, oggi di cosa vogliamo parlare come Associazione Diritti e Tutela del Malato? Allora, noi come Associazione di Tutela del Malato in questo momento abbiamo sempre il Covid tra le segnalazioni chiaramente che maggiormente abbiamo. E più che altro, oltre al discorso che i casi sono aumentati, quindi è comunque ancora complicato mettersi in contatto con il Dipartimento di Prevenzione. Il problema è che in questo momento gli interventi ortopedici, oculistici, insomma quegli interventi specialistici in questo momento sono rinviati a data da destinarsi e che in particolare per quanto riguarda gli interventi ortopedici in questo momento soltanto l'ospedale di San Daniele è abilitato a fare. Chiaramente anche a San Daniele ci sono pochissimi posti letto e quindi anche le urgenze non possono essere trattate tutte quante assieme, quindi a causa anche dell'aumento dei contagi tutto quello che non è Covid deve comunque aspettare ed è in stand by. Ecco, diciamo che in questo momento, avvocato, c'è la priorità chiaramente dedicata gioco forza, siamo in pandemia, il gioco forza dedicata al Covid, abbiamo visto soprattutto in provincia di Udine, ne abbiamo parlato proprio anche prima con l'ospite collegato da Roma, ci sono purtroppo gli aumenti dei contagi, addirittura, penso che anche lei lo sappia già, si prospetta una zona arancione o addirittura una zona rossa molto rafforzata per quanto riguarda la provincia di Udine e di Gorizia, se non addirittura di tutto il Friuli Venezia Giulia. Sì, sicuramente i contagi sono in aumento, quindi comunque i dati noi veramente non li contestiamo. Chiaramente il discorso del tagli alla sanità che abbiamo sempre contestato noi come associazione, ancora una volta in questo periodo di pandemia possiamo dire che si stanno ancora di più, stanno facendo ancora di più, stanno ancora più pesando sui cittadini e sulle emergenze che non sono Covid. Chiaro. Senta, ci sono dei casi rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti in diretta io e lei che emersi in questo periodo?
Allora, sicuramente in questo periodo c'è comunque, è quello che emerge è soprattutto diciamo, una umanità che nel momento in cui c'è appunto il ricovero oppure c'è l'accesso presso una casa di riposo, la mancanza del contatto umano. Ecco, questo è, diciamo che Omar, più o meno le segnalazioni che noi maggiormente riceviamo riguardano la mancanza di contatti con i medici, con l'ospedale piuttosto che con le case di riposo, e l'impossibilità di poter accedere per andare a trovare appunto i propri cari all'interno delle strutture. Certo. Diciamo che la cosa che più percepiamo è adesso la fatica dopo tanti mesi che ancora ci troviamo in questa situazione, quindi noi chiaramente auspichiamo che se entriamo in una zona rossa i medici che non sono dedicati all'area Covid possano il più possibile dedicarsi alla vaccinazione della popolazione, ma non solo per gli over 80, ma anche per chi non è più anziano, proprio per iniziare a guardare al futuro con nuovi occhi, con una nuova speranza di tornare alla normalità. Chiaro. Senta, poi so che devo lasciarla perché anche lei degli impegni proprio, e la ringrazio che ci ha dedicato uno spazio all'interno della sua affollata agenda. Ci saranno delle iniziative prossimamente da segnalare per quanto riguarda l'attività dell'Associazione dei diritti del malato? Allora, le iniziative in questo momento, sai bene che siamo anche noi bloccati con i nostri banchetti, anche per fare appunto delle manifestazioni in piazza in questo momento non è così semplice, perché comunque bisogna fare la richiesta anche di autorizzazioni in prefettura e alle autorità, e quindi in questo momento non abbiamo niente in programma. Sicuramente quello che noi insomma ci auspichiamo è che venga effettivamente fatta una rivalutazione diciamo totale dei centri appunto ospedalieri, ma non soltanto che si chiudano gli ospedali periferici, ma che vengano incentivati, venga aumentato il personale e le forniture di servizi anche all'ospedale di Udine. Quindi se si chiude si deve comunque offrire un servizio lo stesso in un altro posto. Ecco, quindi questo è comunque il nostro monito, e cercheremo sempre comunque di farci sentire per rinforzare la sanità friulana. Bene, avvocato, grazie come sempre, ci teniamo in contatto, come si dice in questi casi. Grazie Omar, grazie a te che ci dai sempre uno spazio graditissimo e che possiamo farci sentire anche appunto con le nostre iniziative. Bene, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie anche a te Omar. Bene, come si dice in questi casi sei libera, nel senso che puoi tranquillamente staccare il collegamento senza nessun problema. Grazie ancora all'avvocato Anna Agrizzi. Torniamo in studio soltanto per dirvi che non ci sono altre notizie da segnalare. Vi diamo appuntamento come sempre intorno alle 23 con Linea Notte, riepilogo generale e soprattutto le notizie dell'ultima ora per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, a volte anche quello che accade nell'erba del vicino, cioè nel Veneto, Austria e Slovenia. 18.04 per chi ci guarda in diretta, un saluto anche per coloro che guarderanno questa trasmissione in leggera differita. E come si dice, buona cena per chi inizierà e soprattutto mandi e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa.
FIAIP, Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.